sono Simone Caldaroni, dottorando presso l'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale. L'università opera all'interno dell'Alleanza Europea EOT Plus. Io, insieme al mio tutor, il professore Sergio Nisticò, abbiamo pensato all'interno dell'ambito di ricerca del Green Livable ad un nuovo uso più flessibile della ricchezza pensionistica e a un ripensamento delle carriere lavorative come risposta sia all'invecchiamento demografico europeo e sia all'impatto che l'intelligenza artificiale avrà nei prossimi anni sul mercato del lavoro. Per quanto riguarda il contesto demografico, sappiamo bene che il continente europeo, sta diventando sempre più vecchio dal punto di vista anagrafico e per questo motivo molti Paesi membri hanno adottato riforme pensionistiche indirizzate all'estensione dell'età di pensionamento e quindi al prolungamento delle carriere lavorative. Questo è stato fatto nonostante l'opposizione dell'opinione pubblica, che in molti casi, nella stragrande maggioranza dei casi, si vede in contrasto con questo tipo di riforme, in quanto i lavoratori non vogliono essere forzati a lavorare più a lungo. Nonostante questo, come vediamo dal grafico, l'uscita media del mercato del lavoro in Unione Europea è proiettata ad aumentare nelle prossime decadi e quindi le carriere saranno sempre più lunghe. Per questo motivo ci sono dei temi che sorgono da questo tipo di discussione, dei temi cruciali e che devono essere, a mio avviso, discussi per poter trovare soluzioni che rendano questo tipo di nuovo contesto più sostenibile nel lungo periodo. Una delle soluzioni che per me va affrontate o comunque va analizzate è quella dell'introduzione di pause rigenerative durante la carriera lavorativa. Per pause rigenerative si intende delle vere e proprie pause dal lavoro, in cui il lavoratore stacca temporaneamente dal proprio lavoro, si ricarica a livello psicologico, ricarica le batterie, per così dire, e in questo modo è più disposto, è più sereno ad affrontare, a mio avviso, una carriera che sarà via via più lunga. Oltre a questo tema, un tema cruciale nel dibattito lo è già e lo sarà ancora di più sicuramente quello del lavoro anziano, e cioè come faremo a rendere il lavoro anziano più dignitoso e più adatto alle capacità fisiche e cognitive dei lavoratori che saranno costretti a rimanere attivi durante quella fascia di età. Per fare questo sicuramente sarà necessaria una riflessione anche che riguarda il contesto tecnologico, come quindi le tecnologie potranno aiutare i lavoratori in quella fascia d'età. Ma prima di arrivare a questo tipo di argomento, parlando di tecnologia, è inevitabile affrontare il discorso dell'intelligenza artificiale. Intelligenza artificiale che è centrale nelle discussioni accademiche che dibattono riguardo al mercato del lavoro e nonostante innumerevoli studi fatti sull'eventuale impatto dell'intelligenza artificiale sull'occupazione, non è ancora, non ci sono ancora evidenti dimostrazioni scientifiche che possano farci affermare che l'intelligenza artificiale sostituirà completamente il lavoro umano o lo sostituirà parzialmente o ne sarà solamente complementare. Quello che possiamo però vedere noi, possiamo analizzare quello che succede oggi, quindi quello che già sta succedendo e che noi abbiamo già facoltà di percepire è che le aziende stanno cercando sempre di più figure che abbiano competenze ed abilità complementari all'intelligenza artificiale. Questo tipo di necessità fa sorgere immediatamente la necessità di pensare a un modello, di pensare a delle strategie che garantiscano la formazione continua dei lavoratori, perché senza formazione continua, senza la possibilità data ai lavoratori di sviluppare competenze complementari e abilità complementari all'intelligenza artificiale, noi avremo una grande massa di lavoratori che non saranno più competitivi e che sì, in quel caso saranno esclusi definitivamente dal mercato del lavoro. Oltre a questa necessità quindi di formazione continua, tornando all'argomento del lavoro anziano,
l'intelligenza artificiale può avere un impatto positivo sul lavoro anziano. Ci sono recenti studi che hanno dimostrato come i settori in cui l'intelligenza artificiale è in uno stato di maturazione più avanzato sono anche i settori in cui i lavoratori optano di meno all'anticipo pensionistico e anzi prolungano volontariamente la carriera. Questo quindi potrebbe essere uno strumento utilizzato per raggiungere uno degli obiettivi che le riforme in senso pensionistico stanno ponendosi negli ultimi anni. Creare quindi una massa di lavoratori che abbia sviluppato delle competenze complementari all'intelligenza artificiale potrebbe creare in futuro una massa di lavoratori anziani in grado di lavorare con l'intelligenza artificiale e quindi di prolungare volontariamente le carriere. Per quanto riguarda quindi questo ripensamento delle carriere, ho in questa slide mostrato quella che è ad oggi la carriera standard, il ciclo di vita standard, che vede quattro fasi nette e distinte tra di loro. La prima fase dell'infanzia, la seconda fase dedicata alla formazione, la terza fase dedicata al lavoro e l'ultima fase che è la fase del pensionamento. Nella mia idea di nuovo tipo di carriera, la carriera non è più continuativa, ma è una carriera intermittente, una carriera in cui la fase della formazione e la fase del lavoro si intersecano tra di loro. Come potete vedere, le barre verdi dimostrano proprio questo. Stanno ad indicare quelle pause prese nel mezzo della carriera lavorativa e che permettono al lavoratore di avere due tipi di possibili risultati. Da una parte la rigenerazione, la ricarica dal punto di vista psicologico e quindi una maggiore accettazione di prolungare la propria carriera, dall'altra l'indispensabile necessità di formazione continua per poter restare competitivi all'interno di questo nuovo mercato del lavoro influenzato da queste nuove tecnologie. Per inserire mia idea intermittenti all'interno dei nostri sistemi, ho individuato il sistema pensionistico italiano come modello di riferimento, quindi il sistema pensionistico contributivo a ripartizione che è in vigore non solamente in Italia, ma anche in altri paesi europei, e che in questa slide, di cui in questa slide mostro in breve il funzionamento, anche in questo caso vediamo due fasi nette e distinte tra loro, una prima fase in cui il lavoratore appunto lavora e percepisce il salario, una seconda fase in cui invece l'individuo va in pensione e riceve appunto una prestazione pensionistica. Queste due fasi sono caratterizzate, la prima fase dall'accumulo all'interno del bilancio pensionistico individuale dei crediti pensionistici e nella seconda fase un prelievo figurativo di questi crediti che sono stati accumulati. Il mio modello che ho inserito all'interno del mio progetto va ad integrarsi con il sistema contributivo a ripartizione. Però in questo caso non abbiamo più due fasi nette, distinte e separate tra di loro, ma bensì anche in questo caso le fasi si intersecano, e cioè all'individuo viene data la possibilità di percepire quella che io potrei chiamare una pausa di aggiornamento, una pensione di aggiornamento, una pensione di formazione, diversa dalla pensione di vecchiaia, ma che funziona con la stessa dinamica. Cioè, quando il lavoratore decide di prendere una pausa dal lavoro, percepirà una pensione proporzionale sempre ai crediti che lui ha accumulato nella fase precedente alla pausa e con il quale gli è garantito il sostentamento che non gli può essere garantito dal salario avendo deciso di interrompere la carriera lavorativa temporaneamente. Con queste pause, appunto, il lavoratore si rigenera, ma, come abbiamo detto, acquisisce anche nuove competenze, acquisisce anche nuove abilità e quindi in questo caso la flessibilità della ricchezza pensionistica permette al lavoratore di utilizzare questo credito che lui ha accumulato come una sorta di investimento su se stesso per poter essere più competitivo e quindi magari anche avere un salario migliore in futuro e allo stesso tempo per godere del tempo che a lui risulta necessario per poter poi proseguire la sua carriera lavorativa.
Ovviamente questo tipo di idea è un'idea, diciamo, abbastanza azzardata, forse per alcuni versi anche utopica, ma so benissimo che al di là degli ostacoli pratici che poi questa idea potrebbe incontrare, il mio obiettivo chiaro è quello di porre al centro della discussione due tematiche che per me sono essenziali. Da una parte la necessità di formazione continua, che è conseguenza della nuova ondata tecnologica, della nuova rivoluzione portata dall'intelligenza artificiale, dall'altra la necessità, a causa dell'indispensabile prolungamento delle carriere, di avere delle pause all'interno della carriera lavorativa in grado di rigenerare il lavoratore e farlo, di fare in modo che lui accetti di più di buon grado il prolungamento inevitabile delle carriere. Grazie per l'attenzione.